Preso atto che la conferenza dei sindaci del Veneto Orientale in data 3 maggio 2017 ha approvato i seguenti progetti da presentare nell'annualità 2016 sulla legge regionale 1693 ai sensi della delibera giunta regionale 532-2017 con i relativi comuni capofila. Progetto numero 1. Piano formativo per i comuni del Veneto Orientale, comune capofila Meuro, costo totale 16.666,68 euro, di cui 15.000 euro di contributo per legge regionale 1693 richiesto e euro 1.666,68 euro di cofinanziamento da suddividere per quota fra i 17 comuni aderenti con quota a carico di ciascun comune pari a euro 98,04. Progetto numero 2. Partnership pubblico-private nell'area del Veneto Orientale, comune capofila San Donato di Piave, costo totale 44.444,48 euro, di cui 40.000 euro di contributo a legge regionale 1693 richiesto e euro 4.444,48 di cofinanziamento a suddividere per quota fra i 17 comuni aderenti con quota a carico di ciascun comune pari a euro 261,44. Progetto numero 3. Sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali della Veneto Orientale, comune capofila Portoguaro, costo totale 50.000,04 euro, di cui 45.000 euro di contributo a legge regionale 1693 richiesto ed euro 5.000,04 di cofinanziamento da suddividere per quota fra 17 comuni aderenti con quota a carico di ciascun comune pari a euro 394,12. Considerato che alcuni comuni potrebbero non partecipare a tutti i progetti, il contributo regionale richiesto verrebbe proporzionalmente ridotto, mantenendo invariata la quota di cofinanziamento a carico di ciascun comune e determinando una conseguente riduzione del costo totale dei progetti. Preso atto che la conferenza dei sindaci del Veneto Orientale in data 3 maggio 2017 ha stabilito altresì che l'attuazione dei progetti potrà avvenire tramite l'affidamento diretto della loro gestione a Regal, quale soggetto partecipato ai comuni del Veneto Orientale, nonché ente che svolge attività di segreteria della conferenza dei sindaci, considerato che a giugno 2017 si terranno le elezioni amministrative nei comuni di Jesolo, Novetta di Piave e Maggiore e che alla data attuale i comuni di Cavallino Treporti e di Quarto d'Altino hanno manifestato l'interesse a far parte dell'ambito della legge regionale 1693, il territorio di riferimento del progetto potrà successivamente essere eventualmente ampliato. Tanto premesso, si propone il seguente delibera: approvare gli schemi di convenzione legati a BC che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per la presentazione da parte dei rispettivi comuni individuati quali capofila dei seguenti progetti. Allegato A, schema convenzione, progetto 1, piano formativo per i comuni del Veneto Orientale, comune capofila Meuro. Allegato B, schema convenzione, progetto 2, partnership pubblico-private nell'area del Veneto Orientale, comune capofila San Donato di Piave. Allegato C, schema convenzione, progetto 3, sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali della Veneto Orientale, comune capofila Portoguaro. Di approvare i progetti richiamati al punto 1 del presente deliberato, allegati ai corrispondenti schemi di convenzione, per cui i comuni capofila richiederanno il contributo regionale corredati ai relativi piani economico-finanziari delle spese preventivate analiticamente dettagliate e con indicazione di mezzi finanziari per la parte non coperta contributo regionale, nonché di una relazione esplicativa sui tempi e modalità per la loro realizzazione. Individuare il comune capofila delle suddette convenzioni, quali andranno trasmesse le copie della presente deliberazione per i provvedimenti di competenza, nonché i soggetti titolati ai rapporti economici della Regione Veneto, il progetto 1 Meuro, il progetto 2 San Donato, il progetto 3 Portoguaro, di quantificare la spesa IVA esente, ai sensi dell'articolo 10 PR7 72, secondo le specifiche i riparti indicati nei piani economico-finanziari dei progetti come segue: euro 16.666,68 progetto 1 capofila Meuro, euro 44.444,48 progetto 2 capofila San Donato di Piave, euro 50.000,04 progetto 3 comune capofila Portoguaro. Di autorizzare la sottoscrizione delle allegate convenzioni con le aggiunte alle modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie, di demandare al responsabile del dottor Lino Nobile solo a seguito di approvazione dei progetti da parte della Regione Veneto l'impegno complessivo di spesa pari a euro 653,60 che troverà copertura in apposito capitolo di bilancio derivante dal fatto pro capite del cofinanziamento dei progetti da parte dei singoli comuni aderenti a versare ai seguenti comuni capofila, ovvero al comune di Meuro quanto capofila progetto 1 euro 98,04, comune di San Donato di Piave quanto capofila progetto 2 euro 261,44, al comune di Portoguaro quanto capofila progetto 3 euro 94,12, al fine di poter presentare domanda di contributo in regione entro i ristretti termini del prossimo 31 maggio, di rendere presente il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 3 dell'articolo 134 del decreto legislativo 267 del 2000
Consento la votazione. Ci sono interventi? Capogruppo Fava. Sì, grazie Presidente. Annuncio che noi voteremo a favore di questo provvedimento in quanto condividiamo le finalità e gli obiettivi dei 3 progetti anche alla luce dell'esiguo impegno economico previsto per il Comune di Carme e quindi della possibilità di utilizzare un finanziamento regionale. Notiamo qualche dubbio, qualche perplessità sui tempi che sono molto ristretti, previsti dai bandi, dalle regole, immagino dalla delibera regionale, perché tolti i tempi morti degli adempimenti amministrativi, i tempi utili per lo svolgimento del progetto si riducono a un mese e mezzo, considerato che tutto dopo deve essere rendicontato entro il 31 ottobre di quest'anno, salvo proroghe. E quindi confidiamo in proroghe perché altrimenti i progetti anche di una certa complessità come sono stati illustrati in un mese rischiano di risultare poco efficaci o di non essere sviluppati nella maniera più opportuna e più approfondita. Grazie. Prego, ci sono altri interventi? Consigliere Antelmo. Grazie Presidente. Io ho 2 domande, vorrei capire meglio alcune questioni. La prima è pertinente al primo progetto, il Comune di Metro, in cui si richiama all'articolo 6 l'attività del progetto. Ecco, io leggendo un po' quello che ho trovato, vorrei capire che cosa si intende per piano di riordino territoriale regionale. Che cosa si intende poi per partnership pubblico-privato nella programmazione strategica metropolitana e nella programmazione strategica metropolitana? Che cosa si è inteso? Qual è il progetto approvato dalla conferenza? Sì, dopo le altre domande le faccio dopo, le faccio tutte subito. Poi perché sul secondo progetto, quello con capofila San Marco Chiave, quando si ritiene proposta di progetti strategici di interesse regionale e si aprono a parentesi varianti e piani urbanistici e territoriali, che cosa si intende? Il progetto 2 sempre sull'articolo 6 dove si descrive l'attività del progetto e le finalità. Sull'ultimo punto, invece quello pertinente a carattere sociale, quello con comune di Portogruaro, capofila, è interessante, io trovo che sia molto interessante e utile finalmente, come dire, armonizzare quella che era la procedura ISEE, che il Comune di Cavoli storicamente ha sempre adottato. Sarebbe interessante, forse Cavoli sta già, capire qual è la nota appurata delle case chiuse, ok? E quindi sul terzo progetto io trovo un aiuto, cioè per me è corretto portarlo così, volevo capire nei termini ISEE, siccome si vorrebbe omologalizzare la procedura, la lettura dei dati, fino a che punto e quale margine di manovra l'amministrazione comunale si tiene per poter decidere indipendentemente dai criteri che sono stati stabiliti qui il punteggio. Terminato? Ci sono altri interventi? Bene, diamo la parola al Sindaco. Allora, in realtà il contenuto del punto descrittivo relativo a quello che è l'azione di intervento in tutti i 3 progetti è stato discusso nei limiti in cui si trova scritto in questo testo proposto oggi al Consiglio Comunale, nel senso che non si è entrati nel merito, come lei chiede, cosa significa concretamente la governance piuttosto che il piano di riordino, piuttosto che la programmazione strategica. In quella conferenza sindaci del 3 maggio 2017 era presente per il Comune di Cavoli il vice sindaco Commisso e conferma che in realtà, data la ristrettezza dei tempi
e la necessità di arrivare comunque a sfruttare le risorse pubbliche messe a disposizione della Regione Veneto, si è deciso di formare innanzitutto dei progetti che abbiano un ampio spazio di respiro, che consentano un po' di manovra all'interno del contenuto, per poi vedere, a seguito dei rapporti interni con Vega, che poi è esecutore di questa programmazione, di dare un contenuto che poi tornerà inevitabilmente all'attenzione della conferenza sindaci per le valutazioni del caso. Quindi in realtà rispetto a tutti gli articoli 6 delle convenzioni come proposte non c'è niente di più rispetto a quello che c'è per il margine di manovra che è stato lasciato a Vegal e tornerà poi all'attenzione della conferenza sindaci. Ci sono altri interventi? Dopo Bugnolo. Sì, grazie Presidente, sono per dichiarazione di voto, noi voteremo a favore a questa delibera, auspicando che si faccia sentire una voce all'interno della conferenza dei sindaci, dove ci rendiamo conto che le risorse messe a disposizione dalla legge 16 sembrano ridursi sempre di più anno dopo anno. Fare sentire una voce, se è possibile, in quel luogo, affinché i progetti assumano una natura quanto più possibile strategica e di coinvolgimento ampio, e quindi avere un'ottimizzazione delle risorse con una caduta che sia maggiormente efficiente, che porta una frammentazione sulla progettualità, dove invece magari le risorse vengono un pochino disperse. Ecco, noi dovremmo comunque fare la risposta. Grazie Bugnolo. Altri interventi? Nessuno? Passiamo ai voti. Voti favorevoli? Unanimità, quindi voti contrari e astenuti. Passiamo alla votazione della immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli? Unanimità. Grazie. Passiamo al al terzo punto dell'ordine del giorno. Cessione propria quota di partecipazione nella società Nuova Maggiore SRL. Relazione al sindaco. Premesso che la società Nuova Maggiore SRL, con sede per maggiore di via Cavalieri di Vittorio Veneto 13, costituitasi in data 14 agosto 2002, con scopo principale della ristrutturazione e gestione dell'immobile sede della multinazionale dei vini Maggiore e di promozione del territorio di riferimento, è stata sciolta e messa in liquidazione con atto 6 dicembre 2012, repertorio numero 25.496, notaio Roberto Cortellazzo di San Michele a Tagliamento. Considerato che la compagine societaria della società Nuova Maggiore SRL in liquidazione è rappresentata dalla città metropolitana di Venezia per il 41,14%, da Veneto Agricoltura per il 25%, dalla Camera di Commercio di Venezia Delta Lagunare per il 15,49%, per il Comune di Cavia dell'1,06%, oltre agli altri comuni, per un totale di 930.000. Considerato che la società risulta essere unica ed esclusiva proprietaria dell'immobile, denominato Mostra Nazionale di Vini di Maggiore, identificato catastralmente quello 6, Mappale 905, sito in Maggiore via Cavalieri di Vittorio Veneto 13, preso atto che la procedura di liquidazione della società ad oggi non sia ancora conclusa, in quanto sono risultate infruttuose per mancanza di offerte di acquisto ben 2 gare ad evidenza pubblica indette per la vendita dell'immobile di proprietà anche con la formula right to buy, e soprattutto non è pervenuta per tutto il periodo della liquidazione alcuna manifestazione di interesse per l'acquisto di immobili suddetto anche a valore inferiore al prezzo base d'asta. Che la situazione finanziaria della società, come riportato nell'ultimo prospetto predisposto al collegio dei liquidatori comunicato ai soci nell'ultima assemblea del 22 febbraio 2017, presenta un ammontare complessivo di spese finali di liquidazione stimati in euro 120.000, è rilevato che a fronte delle progressive perdite di esercizio accumulate negli anni dalla Nuova Maggiore SRL e dalla necessità di giungere quanto prima alla chiusura definitiva della società anche in attuazione dell'articolo 1,611 della legge 190 del 2014 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, l'Assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 22 febbraio 2017 ha accettato la proposta della città metropolitana di Venezia di assegnare l'immobile pro quota ai soci con facoltà e ai soci pubblici comuni di cedere la propria quota di partecipazione alla città metropolitana di Venezia o al comune di Maggiore al valore corrispondente al debito residuo pro quota della società e pertanto inferiore al valore nominale,
con contestuale estinzione della rispettiva quota di passività e quindi di consentire la chiusura definitiva della stessa società. Preso atto altresì che l'assemblea di soci citata è stato manifestato l'interesse del Comune di Pramaggiore di avere in consegna l'immobile della società incomodato, con assunzione di tutti gli oneri connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stesso, al fine di utilizzare l'immobile per finalità formative, culturali e sociali, con facoltà di adeguamento della struttura e relativa valorizzazione, al fine di consentire l'insediamento in essa dell'istituto professionale Barriero. Reso atto in particolare che con delibera del Consiglio Comunale numero 10 del 15 marzo 2017, allegato al presente provvedimento, allegato sub A, il Comune di Pramaggiore ha approvato la richiesta agli altri coproprietari per l'assegnazione di comodato d'uso per 30 anni dell'immobile denominato Mostra Nazionale dei Beni di Pramaggiore, da destinare a finalità scolastiche, informative, sociali e di valorizzazione del territorio, assumendo i relativi oneri di manutenzione anche straordinaria, che con facoltà di adeguamento della struttura contro saldo veicolo di destinazione d'uso. È stabilito di riservarsi la definizione denominata modalità e condizioni di gestione dell'immobile con il contratto di comodato da sottoscrivere con gli altri coproprietari, compresa la costituzione di una commissione o altro organismo che potrà verificare e monitorare la gestione della struttura rispetto alle finalità pattuite. Ritenuto opportuno, al fine di non versare alcuna risorsa per la chiusura definitiva della società, di cedere la propria quota di partecipazione alla società Nuova Maggiore SRL, alla città metropolitana di Venezia o al Comune di Maggiore, al valore di euro 1272, commisurato al debito residuo pro quota della stessa società, stimato complessivamente ai liquidatori in euro 120.000, al fine di consentire la chiusura definitiva della società. Tanto permesso, si propone la seguente delibera di cedere la propria quota di partecipazione nella nuova società Pramaggiore SRL della città metropolitana di Venezia al Comune di Pramaggiore al valore di euro 1272, corrispondente alla quota di passività da versare per la liquidazione definitiva della società Nuova Pramaggiore SRL, di demandare una successiva variazione di bilancio l'esatta quantificazione di valori finanziari una volta determinata l'effettiva passività. Sono interventi? Nessuno? Sì, grazie Presidente. Allora, noi come già abbiamo avuto modo di dire in Commissione, avremmo preferito che questa delibera non avesse un finale, un dispositivo che prevede due ipotesi ancora aperte, cioè in un caso la città metropolitana acquisisce l'immobile in questione, nell'altro caso il Comune di Pramaggiore se lo prende in comodato. Perché a nostro avviso i soci di questa società in liquidazione, quindi anche il Comune di Capri, avrebbero dovuto concordare a priori una soluzione univoca, e questo ci lascia pensare che questa soluzione, questa vicenda, anche nonostante questo ulteriore passaggio che vediamo oggi con l'approvazione di questa delibera, rischia di non concludersi, perché ci sono ancora dei margini di aleatorietà, perché altrimenti si sarebbe già raggiunto un accordo, mi pare abbastanza evidente. In ogni caso anche noi auspichiamo che questa società possa trovare le condizioni per completare la sua chiusura, la sua messa in liquidazione, letta in altri termini, questa delibera comporta per il Comune di Caorle una perdita di 1.600 euro circa, 8.600 euro circa, perché se il Comune è proprietario di una quota che ha un valore nominale di 9.817 euro, e se alla fine da questa operazione il Comune ricava 1.200 euro per poi immediatamente, perché di fatto però sono una partita di giro perché servono a ripianare il debito, quota parte, alla fine insomma da tutta questa vicenda, operazione, il Comune di Caorle perde 8.600 euro circa, 8.700 euro circa. Quindi noi proprio per questi motivi esprimeremo voto di astensione, perché appunto il provvedimento non è a nostro avviso definito
non ha un sufficiente grado di definizione. Grazie. Prego, ci sono altri interventi? Risponde il sindaco. Chiarisco un po' il contenuto della delibera, nel senso che è stato concordato tra i vari comuni che si prevedevano le due ipotesi alternative, perché l'ipotesi di acquisto da parte del comune di Paramaggiore e l'ipotesi di acquisto da parte della città metropolitana sino all'ultimo momento sono rimaste due partite aperte, per cui l'ipotesi era compra la città metropolitana e concede ricomodato al comune di Paramaggiore per l'istituto alberghiero, oppure compra direttamente il comune di Paramaggiore e realizza la struttura dell'istituto alberghiero. In realtà notizia insomma delle ultime ore che dovrebbe comprare, anzi comprerà sicuramente la città metropolitana e darà in contratto di comodato al comune di Paramaggiore. Sulla perdita aumento del merito, perché la questione del nuovo Paramaggiore è passata in questo consiglio comunale ormai 3-4 volte nel tentativo di liberarsi di questo onere, di questo debito, per cui è meglio perdere a questo punto 8.000 euro piuttosto che perderne 10.000 andando avanti ancora con le procedure di liquidazione che non portano a nulla. Grazie Sindaco. Ci sono altri interventi? Nessun altro intervento? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? Voti contrari? Voti astenuti? 5. La delibera viene approvata. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Ratifica e deliberazione di Giunta Comunale numero 95 del 4 maggio 2017 avente ad oggetto variazione numero 1 di urgenza al bilancio di previsione 2017-2019. Relazione all'assessore Barbaro. Grazie Presidente, buonasera. Vista la deliberazione della Giunta Comunale numero 95 del 4-5-2017 avente ad oggetto variazione numero 1 di urgenza al bilancio di previsione 2017-2019 che in copia costituisce allegato numero 1 alla presente deliberazione. Preso l'atto che la citata deliberazione è stata assunta di urgenza ai sensi dell'articolo 42,4 del decreto legislativo 267/2000 ed è conseguentemente da sottoporre a ratifica da parte del Consiglio Comunale nei 60 giorni successivi a pena di negamento, ravvisata la sussistenza dei motivi di urgenza forte fondamento su questo provvedimento. Visto il parere favorevole espresso in merito dal revisore dei conti in data 17/05/2017 che in copia costituisce allegato numero 2 al presente atto, dato l'atto che l'argomento è stato preventivamente sottoposto all'esame della terza commissione consigliare in data 18/05/2017 ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 267/2000 e dell'articolo 3 del regolamento dei controlli interni in merito alla presente proposta di deliberazione. Per quanto sopra espresso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione di Giunta Comunale numero 95 del 4-5-2017 avente ad oggetto variazione numero 1 in via d'urgenza al bilancio di previsione 2017-2019 che viene allegato in copia al presente atto. Interventi? Capogruppo Fava. Grazie Presidente, noi abbiamo necessità di porre alcune domande per chiarire alcuni aspetti di questa variazione di bilancio. Innanzitutto volevamo capire questo capitolo, questa partita di spese in conto capitale relativa a interventi di edilizia pubblica convenzionata per un importo di 50.000 euro. A cosa si riferiscono? In commissione ci è stato detto, però vogliamo appunto conferma che sembra che questi soldi siano destinati finalmente a dare una soluzione a quella antica questione della palestra, cosiddetta palestra Ater di San Giorgio. Vogliamo capire un po' meglio in che termini è stato definito l'accordo tra il Comune e l'Ater e come vengono spesi questi soldi, per quale tipo di interventi
e poi anche se l'amministrazione ha già prefigurato una modalità di gestione di quegli spazi che finalmente diventano fruibili per le associazioni, per i cittadini, in particolare della frazione di San Giorgio. Poi una domanda relativa alle manutenzioni straordinarie di attività comunale per 106.000 euro. Se l'assessore ai lavori pubblici o l'assessore al bilancio ci potevano fornire qualche dettaglio in merito a questi interventi di manutenzione straordinaria. Infine, nella delibera si legge che vi è un incremento della spesa delle emissioni dei programmi di spesa corrente per complessivi euro 142.850 e anche su questo avremo piacere di conoscere, di avere notizie per capire in dettaglio come vengono spesi questi soldi, con quale destinazione, con quali obiettivi. Grazie, eventualmente poi mi riservo di intervenire nuovamente. Ci sono altri interventi? No. Risponde il vice sindaco Commisso. Grazie, buonasera. Per quanto riguarda i 50.000 euro che diceva il capogruppo Favaro, sono esattamente quelli che diceva lei, cioè sono destinati alla messa in funzione, alla ristrutturazione della palestra Ater di San Giorgio. Si tratta di una vicenda ventennale, credo quasi ventennale, che era già stata oggetto di attenzione nella precedente esperienza amministrativa di questa amministrazione, che aveva provveduto a preparare un progetto. Ora si sono materializzate le risorse e quindi abbiamo pensato di mettere a disposizione di quella struttura. Per quanto riguarda i 106.000 euro, adesso io non ho il dettaglio dei vari lavori che intendiamo fare, sono tutti micro interventi, infatti non rientrano nella variazione al programma dei lavori pubblici triennali, perché si tratta di una somma di lavori destinati soprattutto alla messa in sicurezza delle strade piuttosto che a opere di arredo urbano. Per esempio abbiamo visto di arredare, cito a memoria, via Cadamosto, che è una piazzetta in Corso Margherita. Abbiamo altre opere in programma, per esempio un nuovo palco da fare a Corso Margherita, una stradina da sistemare in Falconera, altre adesso una lista abbastanza lunga, non ce l'ho sotto mano, mi dispiace, non avevo previsto di dover fare un dettaglio così presente. Sono tutte opere sia di sicurezza che di arredo urbano, diciamo, i dissuasori ne faremo altri del tipo che abbiamo già costruito all'interno del paese, sia nel centro storico che nelle frazioni. Sono impianti di illuminazione da fare, alcune vie ancora buie, per esempio via Meduna, una via buia, nel Marango dobbiamo mettere dei lampioni, stiamo facendo, ma forse questo rientra in un precedente, partiranno tra pochi lavori di via Caprera, ma forse questi non sono ricompresi in questo elenco. Vado a memoria, quindi potrei dire anche delle inesattezze, perché sono molti interventi che abbiamo fatto. Non so se ho risposto a tutto dal gruppo Favaro, Grazie vice sindaco. Ci sono altri interventi? Nessun intervento? Ancora. Capogruppo Favaro. Sì, io rispetto alle domande che ho fatto prima, l'assessore ai lavori pubblici, mi dispiace di averlo colto impreparato perché
perché mi sembra importante, insomma, spiegare al Consiglio Comunale quando si presenta una variazione del bilancio, spiegare i motivi per cui si prevede un incremento della spesa e magari con meno vaghezza di quanto illustrato in questa sede. I 50.000 euro, ritorno sul punto relativo alla palestra Ater, complesso Ater di San Giorgio. 50.000 euro, chiedo, sono tutti destinati alla messa in sicurezza, adeguamento della palestra o sono anche in parte destinati alla sistemazione di alcune abitazioni, di alcuni alloggi? Poi, sempre nella precedente domanda, io avevo chiesto anche un dettaglio relativo alla spesa corrente, per la quale si prevede un incremento di 142.850. Grazie. Grazie capogruppo Paolo. Diamo la parola all'assessore Giusso. Sì, grazie Presidente. Per quel che riguarda la palestra Ater del capogruppo Paolo, volevo rispondere che i 50.000 euro che abbiamo messo a bilancio sono frutto di una previsione di ristrutturazione della palestra per eccesso, perché non siamo ancora arrivati ad un computo metrico definito, non abbiamo nemmeno chiuso l'accordo con l'Ater. Quello invece che intenderemo fare e come intenderemo raccontarci con le associazioni non l'abbiamo ancora definito, perché vogliamo prima chiudere gli accordi, poi convocheremo le associazioni che hanno chiesto l'utilizzo di quelle sale e definiremo un accordo con tutte quante. Grazie assessore Giusso. Diamo la parola all'assessore Barbaro. No, io volevo solo specificare, non sono che l'assessore commisso non vi ha detto di tutto dei 106.000 euro di manutenzione straordinaria. Stiamo parlando, come dice la parola, manutenzione straordinaria, sono capitoli che sono 5-6.000 euro, 7.000 euro. La somma di questo, se vuole che le dica che cambiamo 2 puzzetti, facciamo le righe, io dico, però è una somma di manutenzione straordinaria. Penso che si renda conto di quante strade ci sono a cavole e di quanti interventi ci sono. Se vuole lo possiamo produrre, però mi sembra eccessiva questa richiesta. Cioè, su un intervento di un certo valore mi sta bene, su un intervento che vedo una manutenzione straordinaria, è specificato, che sono strade, sono lampioni, se vuole continuiamo così, ma non perdere tempo, per questo sono solo per perdere tempo. E lo sa benissimo, perché manutenzione straordinaria, lo sa meglio di me. Grazie. Ci sono altri interventi? Capogruppo Favola. Assessore Barbaro, io credo che lei si poteva risparmiare questo intervento, perché dire che è una perdita di tempo, rispondere alle domande di un consigliere in consiglio comunale, pare che sia fuori luogo, un'affermazione fuori luogo, anche perché sta a me giudicare se il dettaglio è superfluo, il dettaglio della mia domanda oppure no, anche perché in questa sede, ad esempio, si può scoprire che viene derubricato come intervento di ordinaria o straordinaria manutenzione di poco conto, quindi non meritevole di essere raccontato in consiglio comunale, ad esempio il taglio di 6 pini lungo via Adige, oppure il taglio di 15 pini lungo un'altra strada. E siccome, vede, noi pensiamo che sia un nostro diritto chiedere informazioni e sia un vostro dovere di maggioranza fornire queste informazioni, non è una perdita di tempo, non siamo qui a fare manfrine inutili o ostruzionismo, siamo semplicemente a sfruttare le rare e poche occasioni che abbiamo per riuscire a capire in che direzione va l'amministrazione e quali interventi vengono fatti sulla cosa pubblica, sulle opere pubbliche. Pertanto se l'assessore è in grado di fornire risposte, bene, se non è in grado di fornirle va bene, chiederemo in altre sedi, però io credo che l'assessore competente dovrebbe arrivare preparato a qualsiasi domanda relativa ai punti dell'ordine del giorno. Non sto chiedendo chissà quali cose, sto chiedendo semplicemente un dettaglio rispetto a delle cifre riportate nella delibera che voi avete portato in approvazione oggi. Delibera rispetto alla quale noi esprimeremo un voto contrario, pur essendo
pur cogliendo con favore il fatto che si stanno facendo dei progressi sulla questione che si sta molto a cuore relativa al complesso Arte, alla palestra Arte di San Giorgio, speriamo che questo accordo venga definito e sottoscritto quanto prima e che quanto prima si metta a mano quelle strutture per fare i lavori e magari già per la prossima stagione sportiva scolastica, non scolastica, quindi a partire dall'autunno di quest'anno, gli spazi diventino finalmente utilizzabili nei tempi, nei modi e nelle modalità che l'amministrazione deciderà. E su questo, circa le modalità, noi caldeggiamo e auspichiamo che vi sia una disponibilità appunto ad accogliere le richieste soprattutto delle associazioni del territorio per riuscire ad avere una gestione il più possibile collegiale di uno spazio che è della comunità. Grazie. Grazie. Diamo la parola all'assessore D'Angelo. Io ribadisco il discorso della manutenzione straordinaria. Probabilmente lei deve arrivare al punto che noi dobbiamo dire dobbiamo mettere a posto altri 50 metri di marciapiede e tagliamo altri alberi. Probabilmente vuole sentire questo. Voleva sentire questo? Allora le dico no, è manutenzione straordinaria di strada. Non tocchiamo alberi, non tocchiamo niente. Le ha detto arredi, strade, asfalti. Dopo, ripeto, se vuole che facciamo una lista di tutte le cose, ci sono argomenti molto più importanti, carrieri molto più importanti, come è stato quello della terra. Forse lei non ha mai una volta che esatti questa cosa qua, mi dà molto fastidio. Sa perché mi dà fastidio? Mi dà fastidio il discorso che il rispetto del lavoro degli altri, questo dà fastidio. Grazie.